cazzata c'è stata anche quella di non portare la mountain bike. Cioè proprio... boh. Cioè non so perché non l'ho portata. Aspetta che quei ragazzi stanno andando a vedere il paesino. Anche c'è la chiesetta vecchia, andiamo anche alla chiesetta. Sì, hanno detto di sì, sono qua che ci pensano, mi hanno detto di sì. Volevi pinciarti il cagnetto, Emi? No, non si fa, ma no. Qui è la versione di Michele Katana con CP. Guarda là i balconi tipici, belli, con tutti i ghirigori floreali tipici. No, cioè ha il suo stile. Stavo denotando le piante tipiche, ma sta qua, sicuramente sbaglio, ma mi pare un fiao un banano. Sì, che l'ultima volta a Tenerife ho visto anche la piantagione delle banane e che all'entrata ci hanno fatto bere gli sciottini alla banana, cioè di prima mattina. Certo che... ma Marco e Alessia va d'accordo, fai 40 all'ora di prima mattina, guarda che roba. Vabbè che sei allenatore del calcio, ma singano Pareto e anche i suoi anni. No. Che bar, guarda qua. Guarda e robe tipiche, il fienile, quelle legne, vedi, le legne. E a Damigiana, guarda a Damigiana d'epoca, la vedi tu? Questi reperti storici. E un giorno sicuramente, probabilmente lì, tu del futuro li rivedrai in qualche museo. Ah, qua, Sagra della Capra. È che qua in Italia, quando si dice Sagra del, praticamente si mangiano sempre l'animale. Quindi tipo ad esempio Sagra del maiale, si mangiano il maiale. Sagra del bisate, si mangiano il bisate. Sagra degli osei, si mangia gli osei. E io ho un mio amico carabiniere preoccupatissimo perché c'è la Sagra del carabiniere. Ah, c'è a Ceseta moderna, è vero? Col 5 giga là, nel coso, è vero, ti ha ragione, guarda che roba. Io avrei voluto vedere la chiesa, beh, magari al ritorno, perché adesso vedi sono in modalità footing. Sono tutti automatismi, perdona il tremolio che sto camminando senza stabilizzatori eccetera, perché hanno appena iniziato ad avviare i vari lockdown e quindi gli è salito il footing a Marco e ad Ezio. Che bello. Pensa che questi sono proprio i tipici borghi friulani. Tra le loro principali caratteristiche, a parte la forma dei casoni a 2-3 piani, sono tutti lungo la strada, no? E questa è una cosa, se tu noti, che troverai in quasi tutto il Friuli. Mentre se vai tipo dalle mie parti no, già è diverso. Già siamo più orsi. Dove è nato, dove viveva Singano, praticamente c'è la casa, sconta in mezzo ai campi con 50 ettari di giardino. Infatti tra i motti del Singano c'è sempre minta il mio, tinta il tuo, che significa io sto nel mio, cioè nei miei spazi, no? Sia sociali che geografici, e tu nei tuoi. Ehi Siri, ricordami la prossima volta che Marco Caldogno dice fare un giro di dighe che go in mestruazione. Ragazzi, scoiattolo! Ah, adesso ho capito i bifolchi davanti, sono alla ricerca di un bar, guarda là. E un modo di far footing a Singano di prima mattina. Oddio, qui sei anche all'apice della tipicità, seppur mancano i tavolini, ma questo perché è in strada. I tavolini con le sedie, quelle dell'Algida. No, vedi, non tutti sanno apprezzare. La porta con i scopini per entrare. Non ha, guarda i serramenti una volta. Oddio, cos'era qua Italia? Aiutami. E di Pladenie, e Surfine, cos'era sta roba? Non mi ricordo. Che bello, guarda quanta tipicità. E maniglie di una volta tipiche, i simboli dei zingari che va a rubare tipici, l'intonaco che si scrosta tipico, e persiane, o come le chiama mia nonna, e presiane di legno. E no, Italia, non è che ci manca la storia e la cultura, sia noi che non la sappiamo leggere, ossia siamo noi che non ci fermiamo a leggerla. Tipo, anche qua, i portoni, questa è una roba proprio friulana, non veneta. I portoni che portano, diciamo, a questo prato giardino interno dove ci sono varie famiglie, diciamo, dello stesso ceppo, dello stesso nucleo familiare, che hanno le case costruite tutte a fianco, no? In questa unica area. Guarda, l'ape tipica è l'ape. Guarda un CP. 2 CP e il mio CP è un po' incazzato perché quello è uguale a un CP che pettenava sempre Pareto, guardalo. Caro, senti, snasa, annusa, perché è importante che tu impari un po' anche le lingue, no? L'odore di legna bruciata, già di prima mattina. Cioè ci saranno tipo 21 gradi con l'umidità percepiti 26-27, però è a stufetta che va sempre qua. Cioè sei un rito praticamente. CP, gli butti via i nervi a Michele Katana a tirarlo così, Pareto. Ciao Stellino! Ciao bello! Piccolo ma incassato, guarda.
Caro, no. Allora, questa è un'altra cosa tipica friulana e ce l'hanno anche i singani a casa loro. Praticamente in certe zone del Friuli ci sono le sorgenti naturali che ti buttano fuori l'acqua pulita. Allora, molte case hanno, diciamo, questa vasca per lavare i panni o comunque anche per annaffiare le piante, eccetera, nel giardino. Identica a quella di Fabrizio Slachin, proprio anche stesse dimensioni. Denota anche l'orticello tipico e sta pianta rossa che trovo un po' ovunque ma non conosco, ma ti dirò, a parte non conosco neanche mai vista. Il giretto a piedi o in bicicletta quando arrivi in un posto è sempre d'obbligo, questo non tanto per vedere se ci sono luoghi più belli, posti più belli, più panoramici, perché tanto comunque li trovi, bensì se vuoi metterti lì col camper per vedere la fattibilità che mi pettino i seie della strada da percorrere. I cacchi selvatici. Aspetta che vi veda Marco che salta i fossi per lungo, no? Ah, aspetta, dopo faccio brutte figure. Le mele, ok? Selvatiche, non i cacchi. Sì, ma abbiamo una scorta di mele per 3 mesi là. Ci hanno portato le mele dal Trentino, da Val di Non. Sono molto buone, dolci e genuine, dite non. Italia, mi parla del coronavirus da mattina a sera, ma parlare un fiato di figa, mai qua, eh? Guarda che bello il CP, guarda che bello, parte il cartello. Wow. E beh, qua sì che trovi i cinghiali, secondo me sì. Ci sono spazi molto aperti. E mi hai trovato il fagiano? E la mia in modalità caccia, la vedi proprio come guarda in giro. E sta roba qua col pelo cos'è? Oh, Italia, quanta ignoranza di un canale solo! Là in fondo c'è qualcosa, vabbè non ho lo zoom. Troppo fermo? No, queste foglie qua in alto che si cosa, troppo fermo. Ah, ok. E se ci porta all'argine non possiamo tornare indietro contrario. Sì, no, qua troppi rovi. Va bene, dai, torniamo indietro. Rugiada, non so, qua c'è proprio umido, tipo condensa. Una specie di mano di Buddha fatta pianta. Poi per il discorso che sia di Buddha probabilmente è perché questa mano che crea la forma è ciompa e con un po' di rughette, diciamo, però di quello ovviamente non posso esserne sicuro, è solo una mia supposizione. Certezza è ciò che hai davanti al naso, tipo quello che corre è il CP, questa è una certezza. Sabato le piante sono tutte bagnate, invece no, perché ne trovi anche di non bagnate nella stessa zona, nello stesso giorno, vedi, questo serve ad interpretare i telegiornali. Che mola il CP che fa le... Che bello, guarda. Lei è lì che mi aspetta, vedi, mi sta guardando, vedi? E adesso si è assicurata che sono vicino e è partita, cara. Aspetta, perché se poi non mi vede, lei si riferma, hai capito? Torna indietro a cercarmi. Cioè, bellissima sta complicità, questa catena, diciamo, che c'è tra me e lei. Eccola, difatti. Anche qua, su queste cose, bisogna aver voglia di guardarle, no? Cioè prendere la sana abitudine di iniziare a osservare le cose, no? Vero gioia mio, bella come il sole. E qua c'è sta roba, beata ignoranza, se stai bene di mente, di corpo e di panza, che sia un bunker. Ah no, se roba è l'acquedotto, pseudo rugiada. Per quello il Veneto è anche e soprattutto poesia, perché noi qui abbiamo tutto rugiadato, qualsiasi cosa è rugiadata, va tranquillo. Tiriamo un telo per nascondere l'accampamento rom, che adesso inizieremo a essere in tanti. I ruba il gasolio di prima mattina, così davanti a tutti. CP a comparsa! Caro, fa anche lingue, Mario. Cara, pensa, Italia sta qua si chiama Emi come a Emi. Ah sì, guarda, c'è scritto, però Emi qua è, dai. Quindi le distingui con quello. Quindi quando le chiami Emi con la E, Emi con la A e quindi loro capiscono. L'amico da Mestre ha dovuto andare, però ci ha lasciato il pensierino. Pian. Il camper clone di Fabio. Però, beh, insomma, manca Fabio si è ordinato, però dai, non spoiler di no. Aspetta che ci facciamo i cassi degli altri come sempre. Fatti i cazzi. Vedi, lui ha anche quelli che ho nell'armadio per mettere i vestiti. Che tra l'altro... beh sì, è vero. Con la corda, perché effettivamente anche a me in armadio si aprono sempre, però c'è la porta dell'armadio, quindi pazienza. Questi sono ultra leggerissimi, veramente ultra leggerissimi e estremamente pratici, perché tra una credenza o un armadio e dei cassetti, fidati,
passa il mondo, c'è una differenza estrema. Aspetta, raccogliamo le testimonianze di quella cosa che chiama sempre Ezio la sindrome da cozza, no? Quanto anche lui ci raccontava che l'altro giorno era su questo parcheggio in mezzo alla natura, tipo qua enorme, della serie 3 chilometri, no, di spazio. Insomma, conta cos'è che è successo. Uno con uno scudo si è parcheggiato qua, io per i fatti miei. Lui cosa fa? Va indietro, tanto spazio, mi spacca il paraurti. Cioè, la serie... È fortuna che mi ha preso qua, perché se prende qua, Sì, mi sì, spacca lo sì, scudo sì. del campo. Cioè, Sì. sì, per carità, devo andare. ma è l'effetto cimice, cioè che le cimici ti sbattono sempre addosso. Ma zecca, mica è cio che No, ma almeno la zecca al motivo, deve ciucciare il sangue. Ma il cimice non ha motivo, come quello là, cioè, e ti sbattono anche, hai capito? Sì, aspetta che io, aspetta un attimo perché il capo qua mi aveva detto ho i cerchi come i tuoi e io gli ho risposto, ho visto, sì, ma come i tuoi, intende proprio letteralmente come i tuoi, sono marchiati Top Group. Li ho comprati alla Top Group. Eh beh sì, vanno bene anche per altri campi, sì, ovvio, i cerchi sono quelli, sai. La misura. Sì, 600 euro tutti quanti, ho sentito dire che costicchiavano, infatti c'è un Tu che ha un Top Group che cercava il bullone, ma il prezzo è talmente alto del copricerchio, perché deve cambiare tutto il copricerchio, che ha detto aspetto Singano e glielo rubo. Volevo lanciare la nuova tendenza 2021. Tocca? Fabio impara, tac e via. Cioè praticamente nel tetto hai la cisterna, hai detto, no? Ah, ma e per caricarla, scusa? Ah, lo carichi di qua? C'è il rubinetto lì, no? Che storia? Uscita e entrata. Lo Che devi- forte. Basta. Gli avevo messo il pinguino, lo scarico del pinguino. No. Il pinguino Devi capire portatile. com'è il rubinetto lì. È un 3 vie. Diciamo, adesso è lì così, diciamo, pesca. Lo scarichi. Lo giri E lo carichi. e lo carichi. Pensate, è lo stesso tubo. È messo una T, diciamo. È un rubinetto a 3 vie, no? Che tu di qua lo scarichi e di qua lo carichi. Capito Italia? Impara? Ma te l'ho detto, la cisterna la volevo mettere su anch'io. Così. Ah, io non per avere potrei sta roba. Però avevo paura per il peso, per il coso e Per il bilanciamento il intendi? bilanciamento. Beh, lui è anche gemellato e... Sì, ma io no. Sui soffioni. Sì, sì. No, ce li ho anch'io i sospensioni ad aria, eccetera, ma il mio camper è troppo stupido perché è largo. È largo, pesantissimo, è alto e quindi dondola anche con le sospensioni nuove. Se io gli metto un peso così del genere sopra, ciao, faccio le capriole laterali. Un sacco di acqua dentro, come la cisterna ce l'hai grande dentro. No, vado via sempre con 20%. La riempio quando mi serve che è ora di fare la doccia, quelle cose là. Fa vedere all'officina. Ah, che forte quella gomma attaccata là. Ah no, ma è solo per appoggiarla. Cosa? No, a rullo è. Sì, ma la tira fuori da là e è già col... Sì, sì, sì. Ciao, te vedi Italia avere il garage. Purtroppo non ce l'ho, ma resto sempre dell'idea il garage, soprattutto per la bicicletta, soprattutto. E gli amici qua, sapendo che dovevano venire in Veneto, hanno portato l'occorrente per l'umidità. No! In questo Italia, aspetta perché so sempre che magno adesso, è tra virgolette il camper di Fabio, ossia... Esatto, difatti no, perché si arrabbia dopo. È degli amici qua, ma è uguale al modello di Fabio. E Fabio era qua che ci stava sbavando dietro alla TV elettrica. Notati sta robe? Guarda che sta provando. E guarda che ha il regolatore come il mio. Qua, no? Notati sta roba qua? No, quello lì non ce l'ho. Non ce l'hai? Guarda che bello. Fabio. Ciao. Qua io ho messo questa operazione dell'inverter. E il subwoofer, non te il subwoofer, Fabio? No, un cazzo. Te è un cazzo, Dio, che fa via, Dio. E che altre casse dove? Ah, belle sconte mimetizzate, non si scherza. Vedi Italia, noi ci divertiamo lo stesso, però la nostra intenzione era di fare il fuocherello qui. Abbiamo detto che da questa entrata, no, sono 3,5 metri, quindi non tutti o comunque... esatto, non si fa, dai, punto, non si fa. E la legna ovviamente è tutta bagnata perché il fiume si è mangiato il tutto. Però, casomai lo rifacciamo la prossima volta, anche se l'abbiamo già fatto. Guarda, sinistra, adesso che abbiamo un po' più di luce, e destra, guarda che infinità. E questa era la vista che avremmo avuto. Il fuocherello più o meno ci mettevamo là in riva e guarda che roba. Silenzio totale, senti solo il rumore del fiume ed il Singano che spara monae da mattina a sera, vabbè, ma questo è un altro discorso. Prossimi raduni, ricordati che quando Singano ti dice dai andiamo a fare un giro, dica no perché te porta in mezzo al paltan, moscati, mosche, zanzare.
che il campo rom abbia inizio. Appunto per me, prima che mi dimentico, perché con una certa età, questo è Dario, quello con maglia arancione così è Dario. Era tutta dai vigili del fuoco. Uguale, più o meno. Ali, tacca, oh, ancora prima di scendere arrivano già armati, cioè non so, passo ogni volta per un canale alcolizzato. Adesso io devo. Porco cane. Porto le birre che sono leggere. E proviamo adesso il Nero d'Avola che viene però dalla Sicilia. Che è da dove sei te? Eh sì, Palermo. Italia, avete rotto le palle con i Kentucky, basta! Era wild il posto, adesso si sta riempendo di camper. Quindi è Campo Rom. Eccolo. Vai Figari!